Siamo qua con il mister del Forte dei Marmi, Andrea Facchini. Innanzitutto complimenti per la partita, complimenti per la vittoria e poco da dire, siete stati superiori, terza volta che battete la rotellistica questa stagione. Sì. Dica lei. Sì, sono molto contento, onestamente è la terza volta che la incontriamo, 2 volte in Coppa Italia, una volta ora in campionato, abbiamo sempre vinto, ma sono sempre state partite durissime per tutti i 50 minuti. È stata una partita a viso aperto da tutte e 2 le squadre, il primo tempo si è chiuso 2-1 e forse aveva spinto un pochino più il Camaiore, anche perché nella sua pista, una pista comunque particolare, questa qui noi facciamo un tipo di lavoro che abbiamo bisogno sempre di avere i piedi per terra, però voglio fare veramente i complimenti a questo gruppo di ragazzi, gliel'ho fatto negli spogliatoi, le ripeto qui davanti alle telecamere, perché è un gruppo unito, molto sereno nello spogliatoio, si riesce a costruire, a fare degli allenamenti dove si cerca di togliere gli errori fatti nella partita prima e insomma voglio fare proprio un bocca al lupo a questi ragazzi, tanti complimenti perché si meritano i miei e penso i complimenti della società.